È sempre stato difficile capire chi fossi realmente. Non assomigliava a nessuno dei miei genitori o parenti, né fisicamente né caratterialmente. Così non riuscii a sviluppare una mia personalità, quasi che questa dovesse obbligatoriamente dipendere dai miei abiti. Questa situazione mutò quando un giorno una vecchia mi disse che avevo gli occhi di nero che ricordavano quelli di mio nonno, e a sentire altri anziani ero la sua copia esatta. Non conobbi mio nonno e i miei genitori non me ne parlarono, così crebbi idealizzandolo. Per la famiglia era come se lui non fosse mai esistito. Allora iniziai a chiedere informazioni in paese. Anche chi lo aveva conosciuto evitava ogni discorso a riguardo. Questo non fece altro che crescere la mia curiosità e la mia fantasia. Desideravo conoscerlo fin da quando ero piccolo, ma la scomparsa di mio padre questa necessità divenne inevitabile. Quando fui più grande, trovai una signora disposta a parlarmi di lui, zia Aurelia Tacedda, che di fatti vicende ne aveva vissute tante e decise di raccontarmi una storia, accogliendomi a casa sua in questo modo. Il tedesco non negava, lui sa una volta avrei un breve secondo questa sia, in casa di scontasse a mamma, non avevo andare di accordo con i stiauros. E questo accordo con i stiauros era isso. Anche lei hanno un libro, e leggeva questo libro, anche c'era Sovero non l'aveva maniato, lo cosa che era una leggenda. Sovero non l'aveva, leggeva questo libro, anche di adesso solo avere io. E la narastiavo lo spogliolai, quando volò, anche ci sculiera, non resisteva a questa cosa. Ma ti raccomandavo spero bene, le persone, se anche se ne arranta, sono mica leggenda che sciuga. Vogliamo me una leggenda. E a Castigliano, o siete pesi a resistere, non hai Gesù, non te stime, te pesi a resistere e non che si ci vuole mai Gesù. Che ora se Gesù non via, le rime è nata Gesù, tanto che c'è questo teatro, non c'è tutto scuria per non so dove, penso che andrà, che c'è tutto scuria, a scudo, di quelli che a planarsi, e questa è una cosa che c'è in Grey. È proprio una leggenda questa. Cavalieri lei non era questa venuta, aveva sempre la mente schiavo. Tanto comprata, argento, tanto anche resistente a nuovo. Ma quando volò questa una forza troppo forte di questo schiavo, che andesi a male, con sacco scorrendo sabba, e in questo sacco era portato a solo. Però questo non c'era invece andata così, che i molti troppe tentazioni che ti mi andava, che ne partecipava. Questo è quello ci ho reso, vero? E fu un parente lontano, parente del zio mio, no? E se che non dice, e adesso scovai, questo è là, che quello ci ho reso. Un dello c'era l'anno 6, in realtà. Lì nella ostentazione non ti sciava guardo. Pare che in quella caduta da cavallo mio nonno avesse ritrovato la ragione. Smise di vestire la tonaca e si diede alla macchia, entrando a far parte di una banda di sequestratori, rapinatori o qualcosa del genere. Compì la sua ultima impresa banditesca a Bari, assumendo il nome di Ludovico. Questo è ciò che si racconta. A Bresardo comunque c'è questa credenza, che qui non è una credenza, e si parla di una, con un termine proprio tipicamente sardo, di una bardana. Mio nonno, che in quel periodo, nel periodo in cui è successo questo fatto, aveva circa 18-19 anni, lui ricordava questo fatto, dice: io quel giorno, che era un giorno di primavera, stavo con altri 20 operai a lavorare in un terreno che si trovava proprio ai confini tra il comune di Nocelli e il comune di Bresardo. Quando, a metà della mattinata, sentono delle schioppettate, si preoccupano, e quando queste schioppettate diventano insistenti, da non essere confuse con cacciatori o qualche fucilata e così, vanno in direzione
della provenienza di questo rumore. Quindi raggiungono questo posto, nel momento che raggiungono questo posto si ritrovano con alcuni carabinieri, pochi, veramente pochi, e uno in particolare, questo Bryce, che racconta appunto del fatto che è successo. E d'immediato è ovvio che vedono appunto questo corpo di un bandito e la cosa che lo colpisce è il fatto che sia decapitato. E il carabiniere racconta come lo ha ammazzato. Allora, questi banditi erano nella casa, qualcuno era appostato anche fuori dalla casa a protezione dei banditi che facevano questa bardana, e i carabinieri arrivati sono intervenuti e vedendoli arrivare questi carabinieri, questi banditi hanno subito sparato. Questo Bryce, che mio nonno raccontava di essere appunto il più furbo, si è acquattato e a un certo punto ha fatto in modo che il suo berretto andasse oltre il muretto a secco da cui lui si proteggeva. E da lì è partita appunto una schioppettata che l'ha centrato in pieno il capello. E a quel punto mio nonno diciamo che quasi si diventava, dice, morta Salma Reale o a terra Salma Reale. E mentre diceva questo il bandito, ecco, questo Bryce ne aveva approfittato, si è alzato, preso la mira e l'ha centrato in pieno. Vista la situazione così ammalparata, ecco, questi banditi scappano via portandosi dietro la testa come si chiama, di questo bandito. E questa bandana è inerente a una certa signora che si diceva che fosse abbastanza ricca. Non mi ricordo di una volta, mi sembra, non sono sicura però. Se mi ho questa giornata, abbiamo una vecchia sola, teniamo un seraccoso. Poi abbiamo una puntata sul bambino, perché una bella variga, sul capo banda per il Ludovico, in Aranza, e i carabinieri sono tutti venendo dell'ortolì, fennero servizio marino, poi da qua venivano, d'uso, poi sul bambino, quando voluto una variga, poi c'è quella abbiamo una schiena, tante porto sta su Tremini, tante lotta bruciata a Zuzza, tante molta bruciata praticamente questa abbiamo. Anzi spaccava una zanta che tu veniva, tanto spaccava a Seguli, poi che non è in questo, su Madopoli. Questo seraccoso, mischino sforzi come non più si va in nuda. Hai stanando, e dante questo buco, mischina, che adesso non ti trattava. E dante questo buco, io stavo per ispirare, cada vurisce su vedo amore, su seracco, e da là, vai, cadendo suonare in su balcone. E io sono appena a suonare di parte diventare Alla vuole che il servo si sia arricchito sulla mala sorte della sua padrona, diventando uno degli uomini più ricchi del paese. Per quanto riguarda mio nonno, credo che lui abbia ricevuto il frutto della sua semina, e oggi giace in una tomba senza nome avvarissato. Della sua testa non si hanno più avuto notizia, probabilmente si è seppellita oltre le montagne di Asia. Mentre io ho capito che la somiglianza con mio nonno è solo il risultato di una casistica genetica. E ciò che sono viene stabilito giorno per giorno dalle mie azioni.